questo comitat che si è formato anche un bel po' di tempo ha un obiettivo, e l'obiettivo è perché in te memorie di tanti loro, non si può dire memorie dei giovani naturalmente, è restare che bisogna di tornare a passare quel film che aveva inviato il Movimento Friuli anche dal 1966 e che ha lelata di lungo per vince Cencais e dopo si è messo in base. Allora, di fronte a questo tentativo di ricostituzione del Movimento Friuli, le domande che uno la rifassi, perché abbiamo fatto un invito, voi altri sono stati invitati, vale la pena. Allora ognuno di voi in coscienza alla di domandarsi se vale la pena ricostituire il Movimento Friuli, e dal momento che si fa queste domande anche di rispondersi con clamando in causa gli bisogni politici del Friuli. Allora, non è questa la sede che noi o vendi discuti dal programma, ma una sede, una sentata, una riunione per rientrare in tai dettagli del programma e commenterà. Ma non partendo da lui, perché esiste un programma storico dal Movimento Friuli, quali sono le linee generali, qualcuna di queste questioni è stata superata, le storie dai fatti, ma non tutte. Non il principio di autonomia che domandate, che ha un significato che va sviluppato, che va declinato naturalmente. Allora, c'è si fa? Per intanto, stando che noi siamo in una situazione che avendo stretto i tempi, perché è inutile pensare che si va a l'Italia, che si va a bisogni, ma lo sapete che le selezioni regionali sono di un anno mancul e non si attivano per prepararli, perché le difficoltà che sono state segnalate significa non una roba, se non si partesse di come in una certa maniera, con una certa metodologia organizzative, non si va in nessuna bande, o potete chiatarsi tanto volendo, discuti tanto volendo, ma le robe si restano fra di noi, venga stai sondannate. Allora è necessaria la presenza politica del Movimento Friuli in regione, che è tentativo al va fatto, a manco il comitato che ho acclamato, alla fatto queste analisi, alla sentito queste bisogna e usa dite, che sta nel progetto. Dopo ho detto, ma su quale programma? Boh, allora su quale programma? Intanto, nel momento stesso che si dice su quale programma, si ha di domandarsi con quale metodologie operative concrete venga stai facendo il prossimo mese, il mese di dopo, via per la strada, via per l'autunno, in maniera di essere pronti a presentare questi listi con un programma e anche a passare i fermi perché siano insostenibili. Quindi idee chiare sia per quel che riguarda il programma, idee chiare sia per ciò che riguarda il piano organizzativo. Les dos rubis non pueden là pregune e da sbocchiate, e anche là pari, insieme. Che anche o fai di programma, o dicevi, intanto vengo un programma storico. Di quel programma storico, ovviamente c'è che cubo non è cui necessario, vuole superare, e di resta un errore, e resta le linee generali. Sono che le linee generali che anche vi ho detto che l'organizzazione si dà d'ogni e mostra una certa consistenza, se non l'inutile per di tempo, magari via per la strada o ai presi di settembre, bisogna chiattarsi
per discutere gli spies del programma in tal dettaglio. Per esempio Oliviero prende alla rete un passaggio di un programma che è di sintesi, che è provvisorio, alla letto quel passaggio lì e lo ha interpretato in una certa maniera. Ora probabilmente non è l'interpretazione unica che si può dare, quindi è da sviluppare, sia di discutere, sia di confrontarsi. Naturalmente si confronta anche la macchina organizzativa per questo il primo consiglio di formare un comitato donde consistente al può contare su un certo numero di adesioni che alla superare il momento critico e di conseguenza vale la pena chiatarsi e entrare in merito anche dai dettagli. Però in testi convegni che sono stati fatti fin come, anche se queste robe sono state sempre dite, qual è stata la tentazione, ma sono ridotte si chiate in un certo numero, qual è la tentazione di tutti dai furlans? O c'è bene, o si chiate e l'occasione per sbroccarsi, ognuno dice la sua, ognuno dice che la sua tagliata, alla fine ognuno si è sbroccato, ma non si è concluso nulla sul piano operativo e organizzativo. Questo è il problema nostro. È il problema che è anche comprensibile. O venduti, ognuno c'è lamentarsi, o c'è suggerì, o c'è proponi, però se lo fai senza metodologie non conclude nulla. E allora mi pare che il comitato ha già dato oggi una prospettive operative concrete che aderiscono a questo progetto e hanno dimostrato che intendono farlo in maniera seria, che pensano mettendo giù delle liste di persone che già arrivano ad ora individuate perché passano di service. In ogni caso, perché passano di dopo, service, però è un link che accetti, che vede la disponibilità. La disponibilità, un tre. Ecco, no, le sferme si chiamano su in maniera autenticata che anche la legge dice regolamento e che partisse. Però se aspettiamo che il momento non rivenga che parli su, perché sono ma si può tempo per organizzarsi. Però se noi altri lo facciamo prima, ognuno di noi altri, sia dal nostro paese, sia dal nostro territorio, dai nostri condomini, o individuare le persone che sarebbero disponibili se chiappano su e già o domandare la disponibilità per quando sarà il momento, questa è una maniera concreta di arrivare a capire qual è il numero dentro qualche mese su cui io posso disporre. E sono suggerimenti concreti, magari non neanche altri, però sono queste le operazioni di farsi. Senza queste operazioni o possiamo metterle via. Però l'obiettivo anche, scusate, non è se fai doccia che tu, ma bisogna essere coscienti che è sviluppare una roba per arrivare agli estratti in consenso, perché come giustamente l'ha detto, se tu sei dentro, tu sai, se tu sei fuori tu puoi dire niente. Allora, è un programma che va 25 ore, se no devi portare a un per poter entrare in regione, secondo me, cioè noi, insomma, non potete permettersi di fare una roba e là qui che partiti nazionali, non fa senso inventando, quindi essere coerenti con lei. Allora, non puoi prometterci 25 robe, perché mi dici, se tornare con me, se pensai di la faccia, e ti dici, no, io che tre robe scrive, voi di entrare perché con la Lega lottare per chi tre robe scrive, ma fammi entrare per chi tre robe scrive. Allora, secondo me, può essere un concetto mio, dal mio punto di vista, non mi sbaglio, però io lo vedo così, perché la propone, cioè la fa le guerre ai partiti nazionali o senza più in partenza. Se però non vedi una... Scusi, qui al dite di scrivi 25 robe. Andate su